Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Omicidio-suicidio a Castelvetrano. La procura di Marsala ha disposto l'autopsia sul corpo di Mary Bonanno, uccisa a colpi di chiave inglese dal marito, che poi si è lanciato dal tetto dell'abitazione di famiglia. Si indaga sul movente. E Antonio Pizzi, la vittima dell'omicidio avvenuto nelle campagne di Pace del Mela, nel Messinese. Il corpo del 42enne di Barcellona Pozzo di Gotto è stato ritrovato nella giornata di ieri con ferite di arma da fuoco. Indagini per ricostruire il delitto. Ad Esca un ragazzino con una scusa e lo costringe ad un rapporto sessuale nella sua cantina. A Messina arrestato un orco di 62 anni per violenza su minore. Pochi giorni fa un altro caso, una 14enne era stata prima drogata e poi abusata da un giovane di 31 anni. Weekend da bollino rosso sulle autostrade siciliane tra cantieri, code e restringimenti. Sulla A19 Palermo-Catania l'avviso di ANAS agli automobilisti. Ci saranno disagi, portare scorte di acqua. Weekend al mare a Catania, la spiaggia libera numero 3 ufficialmente chiusa, strapiena di bagnanti. Manca il servizio di salvataggio e l'infermeria, già attivi invece i parcheggi a pagamento. Sul viale Kennedy centinaia di auto in sosta vietata. Buon compleanno Pippo Baudo, il volto della televisione italiana compie 89 anni. Auguri speciali al nostro TG dall'amico ribelle Tuccio Musumeci. Calcio in Serie B, Pippo Inzaghi sempre più vicino al Palermo, la firma potrebbe arrivare la prossima settimana. In C il Catania riparte dalla conferma di Toscano, ma resta da risolvere il nodo del direttore sportivo. Bentrovati, in apertura ancora l'omicidio-suicidio di Castelvetrano. La procura di Marsala ha disposto l'autopsia sul corpo di Mary Bonanno, la donna uccisa dal marito che poi si è lanciato dal tetto dell'abitazione di casa, della familiare, scusate. I corpi dei due coniugi si trovano all'obitorio del cimitero. Intanto proseguono le indagini per capire cosa sia successo. Laura Spanò. È la procura di Marsala che coordina le indagini sull'omicidio-suicidio dei coniugi Francesco Campagna e Mary Bonanno a Castelvetrano. L'uomo ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita. I due corpi si trovano nell'obitorio del cimitero. Il procuratore Ferdinando Asaro ha confermato che sul corpo della donna sarà effettuata l'autopsia. L'inchiesta è seguita dal PM Paolo Bianchi, che ieri ha effettuato un sopralluogo nella palazzina di via 4 Aprile della famiglia Campagna Bonanno. Con lui il comandante provinciale dei Carabinieri Mauro Carrozzo e il capitano Giovanni Mantovani. Intanto ci si interroga se questa tragedia poteva essere evitata. Chi conosceva la coppia parla di problemi legati ad alcuni debiti. Ci sarebbe stata anche la gelosia di lui. Nessuno però si aspettava un tale epilogo. Nel 2016 sul suo profilo social l'uomo aveva postato una foto con la moglie e lo slogan "No alla violenza sulle donne". 9 anni dopo l'infermiere 55enne ha afferrato una chiave inglese ed ha ucciso la compagna, dalla quale aveva avuto 3 figlie. Ieri mattina Campagna era tornato a casa da dove era andato via 10 giorni fa. Alle 8:30 la tragedia. A Castelvetrano è il terzo femminicidio. A marzo 2019 vengono scoperti i corpi senza vita di Gino Damiano e della moglie Rosalia Lagomina nella loro abitazione in via Alcide De Gasperi. La donna era stata strangolata e il marito si era poi suicidato. La vigilia di Natale del 2022 Ernesto Favara uccide la moglie Maria Matuzzo, 29 anni, con 12 coltellate nel garage della loro casa a Marinella di Selinunte. È un giallo anche l'omicidio avvenuto nelle campagne di Pace del Mela. Siamo nel Messinese. Ieri è stato trovato il corpo di un uomo, Antonio Pizzi, originario di Barcellona a Pozzo di Gotto. I carabinieri cercano di ricostruire il delitto, ma è anche caccia a chi gli ha sparato. Francesco Triolo. È di Angelo Pirri, barcellonese di 42 anni, il cadavere ritrovato ieri mattina nelle campagne di Pace del Mela, a ridosso dell'autostrada Messina-Palermo. Ad identificarlo i carabinieri della compagnia di Milazzo, che stanno conducendo le indagini sull'omicidio dell'uomo sotto il coordinamento del procuratore capo di Barcellona Giuseppe Verzera. I militari del RIS hanno lavorato sino a tarda sera per raccogliere indizi e tracce utili a fare luce sul fatto di sangue.
L'uomo è stato trovato a terra, a faccia in giù, in una stradina sterrata che costeggia la corsia autostradale e termina su via Antonino Torre. Alla nuca il segno di un colpo che sembrava inizialmente un foro di proiettile, ma potrebbe essere compatibile anche con un corpo contundente. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte. L'omicidio, ad un primo esame esterno del medico legale Giovanni Andò, potrebbe essere avvenuto 24-48 ore prima, ma non risulta alcuna denuncia di scomparsa. Sarà l'esame autoptico a verificare poi se ci siano altri segni di violenza o di colpi di arma da fuoco. Nella giornata di ieri è stato controllato tutto il costone montano grazie all'intervento dei carabinieri cacciatori di Sicilia. Sono stati eseguiti anche rilievi dall'alto e con un metal detector. Si dovrà capire come il corpo sia finito in quella campagna, se è gettato lì o se la vittima, prima di essere uccisa, sia stata fatta scendere da un'auto che poi si è allontanata in autostrada. Scusate, era Angelo Pirri, appunto il nome della vittima. Intanto invece resta in carcere Mattias Conti, il terzo presunto responsabile della strage di Monreale. Il tribunale ha respinto il suo ricorso. Manlio Viola. Non ho partecipato alla prima fase della rissa e non ho sparato a nessuno, ma soltanto colpi di pistola in aria mentre scappavamo. Mattias Conti, il terzo ragazzo dello Zen, arrestato per la strage costata la vita a 3 giovani di Monreale la notte dello scorso 27 aprile, ha raccontato per il tramite del suo avvocato difensore la sua versione dei fatti al GIP a margine del ricorso con il quale chiedeva di essere scarcerato. Il tribunale ha deciso che Conti resterà comunque in carcere, ma la versione fornita dall'indagato apre una serie di interrogativi. Conti ricostruisce i fatti in maniera diversa rispetto agli inquirenti. La rissa si sarebbe svolta in 2 fasi. Prima lo scontro a colpi di casco, bottiglie e sedie e lui non avrebbe partecipato. Poi Calvaruso, che stava soccombendo, avrebbe preso la pistola e sparato a chi lo stava picchiando. Sarebbe stato lui a uccidere almeno 2 delle 3 vittime. Mattias Conti, che era sul sellino posteriore della BMW guidata da Acquisto, a questo punto avrebbe sparato in aria per aprirsi la strada per la fuga. Per gli inquirenti però ci sarebbero frame dei video nei quali lo si vede prendere la mira e sparare ad altezza d'uomo. Infine, le cause della rissa. I carabinieri indagano su alcuni furti avvenuti nei giorni precedenti, furti dei quali i monrealesi avrebbero accusato i ragazzi dello Zen. Da qui l'esplodere della violenza. A Messina, sempre un 62enne è stato arrestato perché, secondo l'accusa, avrebbe violentato sessualmente un minorenne nella sua cantina. Questo è il secondo arresto che avviene appunto a Messina per reati sessuali in appena 2 giorni. Francesco Triolo. Lo avrebbe portato nella sua cantina con la scusa di svolgere alcuni lavori di falegnameria e poi lo avrebbe costretto ad un rapporto sessuale. Con l'accusa di violenza sessuale commessa ai danni di un ragazzo minorenne, un 62enne è stato arrestato questa mattina a Messina. Il provvedimento del tribunale, dopo le indagini svolte dalla sezione omicidi, reati contro la persona e reati sessuali della squadra mobile. I fatti risalgono allo scorso mese di maggio, secondo quanto ricostruito dagli investigatori dopo le dichiarazioni del ragazzo, che ha raccontato di essere stato invitato dal 62enne presso la sua cantina per svolgere alcuni lavori, durante i quali l'uomo aveva chiuso a chiave la porta, costringendo il giovane a subire un rapporto sessuale contro la sua volontà. Le indagini hanno permesso di individuare l'indagato e costruire il quadro probatorio da presentare al GIP, che ha disposto la misura restrittiva. Appena 2 giorni fa un altro minorenne era stato vittima di un'aggressione sessuale. Questa volta a Patti un 31enne ha attirato in un'abitazione una 14enne facendole fumare hashish e costringendola ad un rapporto sessuale, nonostante le reiterate resistenze della stessa giovane. Anche in quell'occasione l'uomo è stato arrestato, ma resta alta l'attenzione delle procure e delle sezioni specializzate delle forze dell'ordine per questo tipo di reato. A Gela aumentano i casi di schizofrenia paranoide legati all'abuso di crack, una droga economica ma devastante che sta colpendo sempre più giovani. A lanciare l'allarme sono i medici del locale Centro di Salute Mentale, il servizio di Gerri Italia.
È un'escalation silenziosa ma inarrestabile, ansia, depressione, disagio sociale e oggi anche psicosi gravi. Il fenomeno più allarmante è l'aumento dei casi di schizofrenia paranoide legati all'abuso di crack. L'allarme arriva dai medici del centro di salute mentale di Gela, che da tempo ormai si trovano a fronteggiare un incremento netto soprattutto di pazienti affetti da patologie psichiatriche legate all'abuso di stupefacenti. Il crack è una sostanza potente, economica e soprattutto rapida. L'effetto dura appena 20 minuti, chi ne fa uso è costretto a consumarlo di continuo, scivolando velocemente nella dipendenza e poi nel delirio. Spesso questi pazienti, quando abusano dell'utilizzo di queste sostanze, hanno delle manifestazioni simili paranoidee, incominciano a vedere il mondo come ostile nei loro confronti, temono di essere controllati, di essere seguiti e quindi hanno necessità di, quando ne hanno coscienza, perché spesso non ne hanno coscienza, di essere aiutati e presi in carico dai servizi di salute mentale. La droga è sempre più diffusa anche tra gli adolescenti. Il primo tiro arriva ormai a 14 anni, complice l'abbattimento dei prezzi imposto dagli spacciatori per allargare la clientela. Il centro di salute mentale in città è però al collasso, tanti pazienti e pochi medici, e intanto aumentano i trattamenti sanitari obbligatori per pazienti sempre più giovani. Questo è il dramma, perché la fascia d'età è quella che va dai 15 ai 30 anni prevalentemente. Una nuova emergenza sanitaria che corre più veloce delle risposte e che colpisce dritto al cuore delle nuove generazioni. Cambiamo argomento, si prospetta un weekend da bollino rosso sulle autostrade siciliane nella A19 Palermo-Catania a causa dei due cantieri tra Altavilla Milice e Bagheria. Spunta l'avviso dell'ANAS, ci saranno disagi, portare scorte d'acqua. Marco Gullà. Pazienza, sacrificio e anche qualche scorta d'acqua. Messaggio rivolto a tutti coloro che in queste ore e anche domani vorranno percorrere l'A19. ANAS ha infatti informato con una nota che proseguiranno i lavori di messa in sicurezza lungo l'autostrada Palermo-Catania nel tratto compreso tra Altavilla Milice e Bagheria, dove sono attivi due cantieri ravvicinati per l'adeguamento delle barriere di protezione sia sui viadotti che sul corpo stradale. In sintesi, si ripeteranno verosimilmente le stesse scene che state rivedendo in queste immagini. Lunghe code di traffico. ANAS, si legge nella nota, invita gli automobilisti a valutare fasce orarie alternative per il rientro, preferibilmente al mattino o in tarda serata, al fine di evitare i momenti di maggiore congestione. Infine, un appello a tutti gli automobilisti, quello a non invadere le corsie di emergenza. Servono ai mezzi di soccorso e con 4 ore in attesa durante una domenica infuocata, le scorte d'acqua possono non bastare. In settimana, comunque, Regione Sicilia e ANAS, dopo le polemiche del 2 giugno e le dimissioni dei 2 subcommissari, hanno tenuto una conferenza stampa in cui hanno assicurato che dal 20 giugno il traffico si snellirà e ci saranno anche tripli turni di lavoro per accelerare l'iter e rimuovere i cantieri. Verrebbe da dire, speriamo bene. Oggi nuova puntata del Punto, l'approfondimento di Luca Ciliberti che andrà in onda in diretta alle 14.30 su Telecolor, domani invece alle 14 su Antenna Sicilia. Si parlerà di emergenze nell'isola ma anche di liti nella maggioranza, mentre il governatore Renato Schifani è ultimo nella classifica nazionale di gradimento dei presidenti. In studio un ricercatore dell'SWG che ha eseguito appunto il sondaggio e poi deputati regionali di maggioranza e opposizione. Ci sarà Anthony Barbagallo, riconfermato alla guida del PD, e poi la storia di Goffredo Arena, chirurgo e scienziato di fama internazionale, tornato in Sicilia ma finito ai margini della sanità. Quindi non mancate. Appuntamento con il Punto alle 14.30 su Telecolor. Intanto noi andiamo alla playa di Catania, weekend di mare per tanti catanesi, per tanti amanti appunto della bella stagione. In attesa della consegna ufficiale, la spiaggia libera numero 3 era strapiena. In mattinata niente servizio di salvataggio ed infermeria chiusa. In compenso però chi entrava doveva pagare 3 euro. Sul viale Kennedy invece centinaia di auto in sosta vietata. Ci dice tutto Tonino De Mana. Il parcheggio della spiaggia libera numero 3 è strapieno. Una sedia improvvisata all'ingresso non consente alle auto di accedere perché non ci sono posti. Tutti occupati e tutti hanno pagato 3 euro, con tanto di ricevuta sul parabrezza. 3 euro. 3 euro. Esattamente. 3 euro. 3 euro per parcheggiare, sì. 3 euro. 3
3 euro. Ma lei ha pagato il parcheggio? Sì, certo. Quanto? 3 euro. Lo sa che ufficialmente la spiaggia libera non è aperta e di conseguenza non si dovrebbe pagare? Lo so, purtroppo qua siamo in Sicilia e funziona così. 3 euro non dovuti, sì, perché la spiaggia libera numero 3 della Playa, così come i solarium di Ognine e San Giovanni di Cuti, non è ufficialmente aperta e di conseguenza l'area di sosta gestita dalla Stella Polare non dovrebbe essere a pagamento. Di fatto chi entra deve pagare e con la maggiorazione di 50 centesimi nei fine settimana. Saldato il conto, a volte anche in anticipo, si arriva alla spiaggia affollata di buon mattino. Nell'acqua poco limpida tante persone, in prevalenza bambini. Alzando lo sguardo notiamo una bandiera rossa. Non ci sono condizioni meteo avverse né divieti di balneazione, quasi sicuramente sventola per l'assenza di servizio di salvataggio. Niente salvataggio, almeno in mattinata, e niente infermeria. Sono le 10:30, la spiaggia libera numero 3 è piena di bagnanti, c'è il servizio di parcheggio, 3 euro, però non c'è l'infermeria che, come potete vedere, è chiusa con un bel lucchetto. Sul viale Kennedy nulla è cambiato, con decine di auto in sosta vietata che rendono pericoloso il transito dei pedoni. Immutato lo scenario anche alla spiaggia libera numero 1, dove all'ingresso troviamo rifiuti di ogni tipo ed Eternit con le sue cancerogene fibre di amianto. Signori, benvenuti alla Playa. Oggi Pippo Baudo compie 89 anni, a lui i nostri più cari auguri e quelli di un amico di tutta la vita. Tonino De Mano. Io gli auguro ancora tanto bene perché ha una mente di una lucidità, ogni volta che ci sentiamo mi dice delle cose che io tante volte ho dimenticato, va bene, ma è una persona, poi siamo rimasti molto affezionati, va bene, noi i primi anni, stiamo parlando dei primi anni 50, 53, 54, va bene, e da allora non ci siamo mai più lasciati. Lei conserva una fotografia che ha mostrato a noi adesso, sì. Vi ritrae quando eravate un po' ragazzini. Eravamo due non scapestrati, ma due fannulloni che non sapevamo cosa fare nella vita. Due ragazzini ribelli. Eravamo due ragazzini, difatti facevamo gli spettacoli di nascosto. Sua mamma non diceva completamente, il papà era inferocito, che voleva che faceva un utaro. Non era completamente, cioè impensabile. Bisogna fare gli auguri di quello che inventò i più grandi programmi della RAI. La RAI dovrebbe ci fare una statua a Pippo Baudo. Ancora tanti auguri da parte nostra a Pippo Baudo e adesso andiamo a Pozzallo dove c'è una mostra che celebra lo stretto legame tra il borgo e il mare. 50 modellini di navi realizzati dalle pazienti mani dei nostromo locali impegnati in lunghi anni di navigazione. C'è la mostra, Veronica Barbarino. Vascelli, galeoni, brigantini, caracche, navi mercantili e da pesca locale. Sono i modellini realizzati da pazienti mani pozzallesi esposti nella mostra Mare Vero, l'essenza di un borgo, ospitata allo Spazio Cultura Meno Assenza a Pozzallo. 50 pezzi in legno che raccontano con cura dei dettagli le navi che per molti Nostromo sono state casa nei lunghi anni di navigazione. I periodi a bordo erano lunghi e per passare il tempo si cimentava uno a costruire questi modelli, come li costruiva? E si arrangiava con quello che trovava a bordo, cioè tutto ciò che c'era faceva dei modellini. Addirittura si riusciva a fare modellini, li ho visti fare io con i fiammiferi. La terra poi l'hanno trasmessa ai figli, ai nipoti, eccetera, eccetera, ed è rimasta una tradizione. Curiose e antiche, tra le rappresentazioni in mostra le navi dentro le bottiglie. C'è un lavoro di preparazione che si svolge tutto fuori dalla bottiglia, cioè in bottiglia non si fa niente alla fine, va, perché si la barca tutto, vele, fili, scafo, si costruisce fuori dalla bottiglia, alla fine si mette dentro la bottiglia e si passa dal collo della bottiglia. Infatti lo scafo, se si guarda lo scafo dentro, è più piccolo sempre del collo. La mostra sarà fruibile fino al 15 giugno. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con tante notizie di calcio, vi aspetto. Bentrovati.
bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio. Pippo Inzaghi la prossima settimana si legherà ufficialmente alla Palermo, è ormai una questione di dettagli e poi dovrebbe arrivare la fumata bianca. Marco Gullà. Questione di giorni e poi Pippo Inzaghi sarà il nuovo allenatore del Palermo. Nessuna frenata nella trattativa che porterà l'ormai ex allenatore del Pisa alla Corte Rosanero. Il nodo ancora da sciogliere riguarda il Pisa, che ha una posizione di forza per via degli ulteriori 2 anni di contratto firmati dal tecnico. Però ci sarebbe un accordo di massima che sarebbe raggiunto e includerebbe l'arrivo in Sicilia anche di Emanuel Vignato in cerca di rilancio. Il Pisa attualmente sta cercando di ottenere il più possibile dalla trattativa giocando a rialzo, ma la volontà di Super Pippo sarebbe stata decisiva. In sintesi sarà necessario attendere ancora qualche giorno prima che i contorni della vicenda si definiscano del tutto. Ma Inzaghi a Palermo avrebbe anche altri 2 suoi fedelissimi, ovvero Tramoni e Moreo. Il Pisa però fa muro, anche perché in massima serie non vorrebbe sfigurare. Prossima settimana quindi decisiva, motori accesi, il Palermo ha fretta di chiudere per il suo nuovo allenatore. In Serie C invece il Catania riparte dalla conferma di Toscano, così come previsto la programmazione ha portato un nuovo direttore generale e la scelta di investire su Torre del Grifo. Resta ancora da sciogliere il nodo invece del direttore sportivo, ci dice tutto Marco Carli. Toscano, e questo lo si sapeva da tempo, resta alla guida del Catania. Grella ha fatto chiarezza ulteriore, anche perché giugno è il mese senza calcio, quello dove si chiude una stagione e se ne comincia un'altra, ma è il mese della programmazione. Fare le cose bene adesso serve per il futuro. Anche un minimo tempo per riflettere su poi una decisione che poi rimane. Sappiamo che non è un tempo infinito, che dobbiamo muoverci perché questo tempo in più per disegnare la nuova stagione è un vantaggio che il club può avere sugli avversari, lo sappiamo. Calma, soppesare ogni decisione, ma non troppo. Questa la sintesi del discorso di Grella, anche perché c'è un ruolo, quello del direttore sportivo, che resta per così dire vacante. Valutazioni in corso, ha detto l'amministratore delegato rossazzurro, a breve la decisione. Qui occorre veramente fare presto per capire se Fagiano resterà o se ci sarà un avvicendamento, perché se giugno è il mese della programmazione, il DS in questa fase è fondamentale. La volontà del club è quella di mantenere separati gli investimenti per Torre del Grifo dal budget per il mercato di rafforzamento della squadra. È naturale pensare che, visto la spesa e visto il momento del club, che la gestione del club che ha dei costi importanti può, in una logica di intelligenza della spesa, incidere, ma incide in un modo non così determinante se vogliamo parlare dei sforzi del presidente sulla parte sportiva, sulla prima squadra. E con questo servizio noi ci fermiamo, grazie per averci seguito. La prossima edizione del TG Sicilia ritorna questa sera alle 20. A tutti voi un buon pomeriggio, un buon proseguimento di giornata.